Cos'è per i giovani? Quali sono gli obiettivi? E chi cerca di coinvolgere? Per i giovani è un'associazione che coinvolge giovani e cerca di sensibilizzarli e avvicinarli a tutte le tematiche sociali, problematiche sociali e soprattutto al mondo del volontariato, visto come forma di arricchimento e non come una perdita di tempo. E questa edizione 2026 si articolerà in diverse giornate con quali iniziative? Allora, quest'anno a Pericuore a Scorzè dal 28 maggio al 1 giugno, il 28 maggio avremo la giornata della disabilità. 550 persone con disabilità con i loro operatori, 150 studenti di quinta elementare che avranno la possibilità di fare laboratori assieme, 25 laboratori, patrocinata anche dalla Camera dei Deputati. E sabato 30 avremo Giochi Senza Frontiere che coinvolge tutte le associazioni di Martellago, Noale, Tre Baseleghe e Scorzè. Domenica 31 avremo un progetto guidabilità che offre l'opportunità a persone con disabilità di provare l'emozione di andare con le macchine da corsa e il circo sociale, che è un'attività che coinvolge attivamente persone con disabilità, bambini, famiglie, in attività circensi e attività insomma di spettacolo. E il lunedì 1 giugno invece avremo a Perigassi, in collaborazione con la Federazione Motociclistica del Veneto, in cui daremo focus sulla sicurezza stradale, quindi ci saranno delle attività per i bambini, per i giovani sulla sicurezza stradale e anche la possibilità di provare minimoto e altre cose.